Da mercoledì a Villorba, provincia di Treviso, operativo il più grande centro vaccinale del Veneto. Stamane il taglio del nastro con il presidente Luca Zaia, potenziale di 10.000 vaccinazioni al giorno. Il caso della querela al comico e agli attacchi su censura e satira. Zaia spiega la vicenda nata dalla condivisione di un post con affermazioni risultate false e invita il comico Balasso a riconoscere l'errore. Tragedia del deltaplano sul Drapa, in un video l'istante in cui l'istruttore 52enne perde il contatto e precipita alla procura di Treviso. Non apre inchieste. Tiene sconvolta per il dramma dei paracadutisti incastrati in volo con una vittima e un ferito grave le indagini per ricostruire l'incidente. Case di riposo. Oggi la Regione ha inviato alle strutture le linee guida per la riapertura. Da domani servirà il Green Pass per visitare i propri cari e anche i centri tamponi potranno rilasciarlo. Centenario del Milite Ignoto, il Vicentino si prepara alle celebrazioni per la ricorrenza, creata una cabina di regia ad hoc. E in Veneto lo sport femminile ai massimi livelli dopo la stagione capolavoro dell'Imoco nel volley. Le ragazze dell'Umana Reyer, dopo aver vinto gara 2 contro Schio, sono vicinissime allo scudetto nel basket. Ben ritrovati, buonasera, questa è l'edizione regionale dei nostri notiziari. In apertura andiamo subito a Villorba, siamo in provincia di Treviso. Oggi il taglio del nastro del più grande hub vaccinale del Veneto all'ex Maber, capannone dismesso, di fatto mai utilizzato, che diventa centro di vita e di rinascita. Facciamo appello ai 50-59. Sono gli ultimi giorni per prenotarsi, bisogna che si prenotino. È iniziata con questo appello l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale all'ex Maber di Castrette di Villorba. 5.700 metri quadrati che da mercoledì andranno a sostituire l'attuale polo al bocciodromo di Carità, quello alla dogana di Treviso e quello di Lughignano di Casale sul Sile. Area messa a disposizione dalla Progest di Bruno Zago, che ha provveduto anche agli allestimenti tutti in cartone riciclato. Oltre 100 le persone operative ogni giorno tra medici, infermieri, assistenti sanitari, esercito e protezione civile, che all'inizio faranno oltre 4.000 vaccini. È uno dei 60 centri del Veneto, abbiamo passato i 2 milioni di inoculazioni, quindi considerate che oggi possiamo dire con tranquillità, proprio da oggi, che un Veneto su 3 ha già avuto almeno una dose di vaccino. A noi forniscono 200.000 dosi la settimana. Considerate che il nostro potenziale di vaccinazione oggi è di 100.000 dosi al giorno. È proprio in virtù di questi numeri che il Presidente vede diversi segnali positivi. Che un primo risultato noi lo vediamo nelle terapie intensive e nei ricoveri. Le fasce d'età vaccinate non rappresentano più pazienti nostri. Ne veniamo fuori. Penso che si è iniziata ufficialmente la fase di convivenza con il virus. Fase di convivenza vuol dire che non bisogna abbassare la guardia, vuol dire che bisogna portare la mascherina, mantenere il distanziamento, ma comunque il peggio ce l'abbiamo lasciato alle spalle. Infine i ringraziamenti del Presidente a tutta la sanità veneta come esempio per tutti i cittadini. Io non dico di tornare al vecchio sistema di una volta che si andava col salame dal dottore, col salame e la bottiglia di vino. Basta un grazie. Ed essere coscienti che ci chiamano pazienti perché bisogna essere pazienti. L'ultima battuta è per l'incontro con il commissario all'emergenza Covid di giovedì prossimo. Cosa dirà a Figliuolo giovedì? Lo dico in Veneto? Sì. Dammi vaccini. Nessuna censura, nessun bavaglio, tantomeno l'informazione. Oggi Zaia è tornato anche sul caso querela con Natalino Balasso. Il comico Rodigino al punto stampa di Marghera ha raccontato la vicenda. Con Balasso problemi zero. Riconosca che ha fatto una cazzata e la finiamo lì. Non è il primo terreno di scontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il comico Rodigino Natalino Balasso, ma di certo questo è uno dei più duri. Il 18 giugno in tribunale a Venezia è stata fissata la prima udienza. Il comico, querelato dalla regione, dovrà rispondere di diffamazione per aver rilanciato sulla sua pagina Facebook il post di Marco Forieri, sassofonista dei Pittura Fresca, che dice esattamente questo. Io me lo ricordo Zaia, PR all'Odissea di Spresiano, una discoteca perché non sapesse. Dopo un concerto dei Pittura Fresca è entrato in camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto. Ora è il nostro governatore. Figata. Accadeva il 7 maggio 2020, poco dopo, nello stesso giorno, l'autore delle dichiarazioni parlerà di fake news, ritirando tutto. Questo signore è Furio, l'autore forse del post
che nessuno trovava più, ma che qualcuno lo aveva resuscitato, scrive: il post sul governatore, su Luca il governatore è falso e lesivo nei suoi confronti e verso di me. Diffido dal condividerlo, è un fake news, non siate sciocchi. Eppure il comico non fa seguito a queste dichiarazioni, lasciando che la frase circoli liberamente sulla sua pagina pubblica e venga così commentata. 1120 condivisioni e la bellezza di 1113 commenti. Non vi dico i commenti. Voi al posto mio avreste accettato che qualcuno dica che tu offrivi le troie nei post concerti in un posto dove di fatto non lavoravi, dove di fatto non hanno mai fatto il concerto. Frase falsa, confutata punto per punto da Zaia oggi in conferenza stampa. Non ho sete di vendetta, ha detto, ma in Veneto devono conoscere la verità. Non posso accettare che qualcuno dica che si mette il bavaglio. E voi provate a immedesimarvi in me se aveste avuto al posto del mio nome il vostro nome scritto su un post del genere. Però c'è una roba sulla quale non transigo. Cioè, sulla mia reputazione, perché la reputazione è l'unico valore che noi abbiamo, e sul fatto che i veneti devono sapere che il loro governatore deve avere una reputazione impeccabile. Spero, conclude, di risolvere la cosa fuori dal tribunale. Un fardello pesante nell'aria da giorni, proprio mentre si giocano le fasi decisive della campagna vaccinale. I numeri sono confortanti, annuncia Zaia, il 96,7% degli over 80 si è vaccinato. Per le altre fasce di età siamo fermi al 70%. L'auspicio è che anche la campagna vaccinale per gli over 50 prenda il volo. Tutti si chiederanno, è Luca o Safaro? Io mi vaccino mercoledì. Mi sono prenotato. Allora, dunque si vaccinerà mercoledì, ma intanto questo tema, quello della querela Natalino Balasso, è al centro del sondaggio di Ring questa sera in onda alle 21:15. Diffamazione, Zaia querela il comico Balasso. È giusto? Se la vostra risposta è affermativa, componetelo 0422 16 26 691. Se invece è negativa, lo 0422 16 26 690. Basta una telefonata se troverete occupato. Il vostro voto è stato registrato e vi ricordo che la chiamata è gratuita. Siamo alla pagina della cronaca. In un video l'ultimo tragico lancio con il deltaplano di Federico Baratto, l'istruttore precipitato da Coll del Pupolo a Borso del Grappa sabato. La procura non intende aprire un'inchiesta sul caso. La pedana di lancio la rincorsa come chissà quante altre volte, ma appena staccati i piedi da terra l'istruttore perde la posizione e rimane attaccato alla sbarra con tutte le sue forze che pochi istanti dopo vengono meno. Sono immagini drammatiche quelle del video del lancio con il deltaplano di sabato a Coll del Pupolo a Borso del Grappa, ha costato la vita all'istruttore padovano 51enne Federico Baratto. Non era agganciato Baratto, una tragica dimenticanza da parte di un pilota esperto come lui. Appena ha compiuto il salto è rimasto sospeso nell'aria, impossibile mantenere la presa, è precipitato nel bosco e per lui non c'è stato nulla da fare, mentre il deltaplano con la 28enne triestina che ha assistito al dramma è schizzato via verso l'alto, planando poi miracolosamente fino a portare al suolo la ragazza salva ma sconvolta. La Procura della Repubblica di Treviso ha deciso di non aprire alcuna indagine sull'accaduto, ritenendo evidentemente che la dinamica sia chiara e attribuendo a un errore umano la tragica fine di Baratto, che si era forse concentrato sulla sicurezza della sua allieva, come fa un buon istruttore, lui per il quale il deltaplano era, scriveva, l'essenza del volo. E le indagini invece sono partite per un altro incidente in volo, un morto e un ferito lieve. Siamo a Thiene, andiamo a vedere perché qui sì, davvero le indagini sono state aperte. Si indaga a 360 gradi per riuscire a capire l'esatta dinamica che ha portato alla tragedia che ha trasformato in dramma la giornata di 2 paracadutisti esperti. I carabinieri della stazione di Thiene, capitanata dal luogotenente cariche speciali Fabio Piantoni, stamattina ci ha raccontato come, su indicazione del PM Barbara De Munari, che sta portando avanti le indagini, abbiano proceduto al sequestro di tutta l'attrezzatura di lancio dei 2 giovani, imbragature, caschi, GoPro, la mini telecamera che Basile aveva installato davanti al casco. Sarà forse questa a dare una svolta? La risposta che tutti attendono sul fatto che in fase di atterraggio, sui 20-30 metri di altezza, le 2 vele si sono attorcigliate fra loro perdendo portanza e facendo precipitare i paracadutisti provetti, causando appunto la morte di Emiliano Sergio Basile e il ferimento dell'americano Aaron Waller.
Le fasi delicate sono infatti il lancio, l'apertura del paracadute e l'atterraggio. In tutti e tre i momenti vige l'obbligo di distanziamento fra paracadutisti per evitare anche il fenomeno del risucchio dell'aria qualora le vele fossero troppo vicine fra loro. Da valutare ancora le testimonianze degli altri compagni di lancio, di 2 testimoni che avrebbero assistito alla scena. I testimoni potevano essere più numerosi se solo l'episodio fosse avvenuto davanti agli occhi di chi stava pranzando all'esterno del ristorante del piccolo aeroporto. Invece il luogo della tragedia è stato più a sud della torre di controllo. A breve sarà disposta anche l'autopsia sul corpo di Massimiliano Basile, istruttore ritenuto capace e molto prudente. E torniamo a parlare della tragedia dei cieli di ieri nel Vicentino. Dunque attiene perché c'è un uomo che sta lottando tra la vita e la morte. Sentiamo. Resta in prognosi riservata, indotto in coma farmacologico ma in gravissime condizioni a San Bortolo di Vicenza Aaron Waller, il 31enne texano che ieri è stato protagonista di un incidente in volo, il paracadutista che presta servizio nell'esercito americano alla 173esima brigata aviotrasportata a distanza alla caserma Ederle di Vicenza con il grado di capitano, si era lanciato assieme ad altri 6 compagni di volo sui cieli di Thiene per atterrare sulla superficie dell'aeroporto intitolato all'aviatore Arturo Ferrarin. A lanciarsi con lui verso le 12 a perdere la vita anche l'istruttore di paracadutismo Emiliano Sergio Basile, 38enne nato in Argentina, residente a Schio, appartenente al team dell'associazione di paracadutismo Skydive, con sede proprio all'interno del perimetro dell'aeroporto. In contemporanea ai primi soccorsi è arrivato anche l'assessore Giampi Michelusi. Ho visto ovviamente il ragazzo già steso con il lenzuolo bianco, quindi era già purtroppo deceduto, e poi l'altro ragazzo americano che era preso dai soccorsi ovviamente, e poi è arrivato l'elisoccorso che l'ha portato all'ospedale di Vicenza. Sono rimasto qui fino alla rimozione della salma. La rimozione è avvenuta alle 16:15 all'incirca. Sono notizie che fanno veramente riflettere, fanno star male. Io come sindaco ovviamente sono vicino anche ai familiari delle persone, sia quello che abitava a Schio e purtroppo quindi qui vicino a noi, e sia anche l'altro che purtroppo è in gravi condizioni. Cambiamo argomento, case di riposo. La Regione spiega le linee guida, invia le linee guida alle ULSS che da domani si dovranno adeguare per fornire il famoso Green Pass. L'ordinanza che di fatto riapre le case di riposo alle visite è di sabato. Le linee guida condivise tra le regioni sono state trasmesse questa mattina alle ULSS del Veneto. Da domani tutte si dovranno adeguare. L'assessore Manuela Lanzarin conferma che sarà necessario il certificato verde per entrare e per farlo bisognerà comunque prendere un appuntamento. Il pass sarà rilasciato dalle ULSS nei centri vaccinali a chi avrà completato il ciclo con la doppia dose oppure a chi avrà contratto la malattia negli ultimi 6 mesi. Per chi non rientra in una di queste due casistiche servirà il tampone molecolare. Abbiamo la possibilità di andare in un punto tamponi di quell'USL, un'autocertificazione, la persona fa un'autocertificazione nel senso che dice io devo andare a visitare alla casa di riposo il giorno eccetera, e la struttura, insomma il punto tamponi rilascia, fa il tampone viene rilasciato l'esito del tampone. Riprendono intanto le vaccinazioni per le categorie calendarizzate nel primo piano, interrotte su indicazione del Ministero che voleva dare priorità ai più anziani. Si riparte dunque con il personale scolastico, le forze dell'ordine, i donatori di sangue. Allora andiamo a Vicenza, dove all'IPAB si lavora proprio sulle modalità per far tornare a ritrovare gli ospiti delle case di riposo con i loro cari. Riapertura delle case di riposo alla vista dei parenti. Qui siamo all'Istituto Trento di Vicenza, l'IPAB di Vicenza. Per il momento si è riaperto sì, ma con il sistema dell'anno scorso, quindi con un plexiglass al vetro che distanzia ospite e parente. Mamma, dimmi tanto come stai? Io sono sorda, per far capire, con la mascherina e i problemi da sta pandemia. Beh, ma già poterla magari vedere fuori con il nuovo decreto Speranza? Perché ne gagna ancora l'ordine, no?
se no sarebbe diverso. È la speranza di Maria Pia, 84 anni, che finalmente ha potuto vedere, anche se con il vecchio sistema, la sorella Paola, 89 anni, ospite della casa di riposo Trento a Vicenza. Il via libera del ministro alla Sanità Speranza, alle visite ai parenti in casa di riposo non ha automaticamente aperto le porte alla novità del contatto fisico. Serve comunque organizzazione e capire termini e modi delle visite, del Green Pass, questioni tutte in capo alle strutture residenziali che devono anche fare i conti con la privacy. Sarà appunto da capire come tradurre concretamente questa possibilità, quindi con quali eventualmente precauzioni o protezioni e capire cosa vuol dire contatto fisico, quindi baci, abbracci o magari il tocco di mano, quindi adesso valuteremo con la direzione sanitaria. Altra partita complicata e che desta preoccupazione per il contagio sono i nuovi accessi. Attualmente ammontano ad un centinaio i posti liberi all'IPAB e poi ci sono da gestire le uscite e il rientro a domicilio dell'anziano. Sarà un po' appunto adesso da valutare, da decidere assieme alla direzione sanitaria quali possono essere le misure per contemperare il livello di sicurezza ma anche garantire appunto questa maggiore apertura ai familiari. Intanto Maria Pia, nonostante il plexiglass a favore del divisorio, è contenta. Un corso già sta contenta di averla vista attraverso il vero, perché la settimana scorsa che era tutto chiuso non vedevo niente perché era specchio nel vetro, perciò almeno adesso ho vista in faccia, ecco. Ancora nel Vicentino Castelgomberto, 5 casi di variante indiana, è stato deciso dall'USOT lo screening di 500 persone. Casi di variante indiana a Castelgomberto. Dopo il rinvenimento di 5 casi positivi deciso dall'USL lo screening con tampone molecolare per 500 alunni e operatori della scuola media ed elementare del paese. L'operazione si svolgerà con orari scaglionati per evitare assembramenti a partire dalle 9 di martedì mattina all'interno del Palazzetto dello Sport in piazza Salvo d'Acquisto. L'esito dei tamponi sarà poi comunicato entro la settimana. Intanto il primo cittadino Davide Dorantani ha prorogato le ordinanze di chiusura dei parchi cittadini e delle attività sportive fino al 16 maggio. Rimane anche chiuso il Tempio Indiano. Ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra poco. Ben ritrovati nell'edizione regionale dei nostri notiziari, subito a Padova, dove sabato sera c'è stata una rissa in Piazza Duomo, duramente condannata dal sindaco Sergio Giordani. Intanto il questore ha incontrato i commercianti. Vediamo. Io non capisco questi ragazzi, faccio fatica a capire. Deve essere chiaro un messaggio: chi sbaglia paga. Non c'è colore politico, non c'è pietà, chi sbaglia paga, per quello che mi riguarda. E faremo tutto il possibile perché la città sia sicura e tranquilla, perché è un dovere nostro nei confronti della nostra comunità. Non si può arrivare ubriachi o in qualche maniera e devastare zone che non devono essere toccate minimamente. Duro il sindaco di Padova sull'episodio di violenza in Piazza Duomo. Non sono ammessi comportamenti che mettono a rischio l'incolumità dei clienti, dei locali. Quanto accaduto sabato in centro storico con l'aggressione di una banda di giovani ed un cameriere al vaglio della squadra mobile e verrà discusso anche nel settimanale Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Se verranno fuori delle indicazioni diverse, specifiche sulla ratio dei fatti successi, ovviamente ci adegueremo, ma al momento sul mio tavolo non c'è nessuna ipotesi di provvedimenti particolari. Al momento non sono previsti provvedimenti per Piazza Duomo, diventata nell'ultimo periodo punto di assembramento di molti giovani vista la chiusura sabato pomeriggio dell'isola Memmia. Anche il questore al momento esclude la possibilità di blindare l'area con i reparti di polizia. Mettere in piazza il reparto mobile in piazza nel pieno centro non è una cosa bella, a mio avviso. Comunque cercheremo di rendere sicura quella piazza. Oggi pomeriggio ho convocato gli esercenti di Piazza del Duomo e vediamo insieme a loro quale potrebbe essere la soluzione migliore per rendere quella piazza sicura a tutti i cittadini e quindi anche ai giovani. A Treviso ora, dove è stato identificato ma si è reso al momento irreperibile l'automobilista che ha investito e ucciso il 76enne Luciano Paro nel quartiere di Sant'Antonino, dandosi poi alla fuga. L'appello del sindaco Mario Conte a costituirsi.
Essere riusciti in pochissime ore ad avere la certezza della targa è un grandissimo risultato che fa giustizia anche di questa persona che è deceduta. La polizia locale di Treviso è riuscita a identificare l'automobilista che sabato sera lungo via Podgora nel quartiere di Sant'Antonino ha urtato con lo specchietto e fatto cadere il 76enne Luciano Paro, dandosi poi alla fuga. L'anziano finito a terra sembrava aver rimediato solamente la frattura di una caviglia, ma in pronto soccorso il suo cuore ha ceduto. Le indagini dei vigili sono proseguite senza sosta. L'attenzione, grazie al racconto dei testimoni, si è focalizzata su una Golf bianca. Che attraverso i sistemi di videosorveglianza privati che sono presenti in questa via e anche alla videosorveglianza della città siamo riusciti ad individuare il veicolo, il pirata della strada, che sabato sera ha ucciso un uomo in questa via. Sul responsabile pende l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Al momento l'automobilista, di mezza età, un cittadino kosovaro residente in un comune della cintura urbana di Treviso, non si trova. L'uomo risulta essere irreperibile, però lo stiamo cercando. L'importante era avere la targa e su questo non ci sono dubbi, perché abbiamo un fotogramma ben chiaro con il danno avuto sull'autovettura. Lo specchietto retrovisore destro mancante, quindi era frutto di questo urto con l'uomo che poi è deceduto all'ospedale. Il sindaco Mario Conte ha espresso la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia della vittima, rivolgendo poi un messaggio all'investitore. L'appello che faccio a colui che purtroppo ha investito questa persona è quello di costituirsi, perché ormai è stato identificato, e quindi io credo che bisogna mettere la parola fine a questa vicenda facendo giustizia. A Vicenza, centenario per il milite ignoto, il Vicentino si prepara alle celebrazioni e per questo è stata creata una cabina di regia. Il soldato che non ha nome, il soldato che rappresenta tutti quei caduti in guerra di cui si è persa l'identità immolandosi per la patria. Quella figura è il milite ignoto e quest'anno compie 100 anni. Era infatti il 1921 quando con una legge italiana venne istituita la sua figura e da allora ogni anno nel mese di ottobre la comunità vicentina ricorda i tanti, troppi soldati caduti durante la Grande Guerra e rimasti appunto senza nome. In occasione del suo centenario la provincia ha deciso di costituire una cabina di regia per l'organizzazione e il calendario delle cerimonie commemorative. La volontà provinciale è proprio quella di dare massima istituzionalità a questo evento, segno di un momento importante a chiusura di un grande conflitto che ha portato ad unire gli animi degli italiani. Nel gruppo di lavoro fanno parte, oltre al comune di Vicenza e di Schio, anche i comuni di Asiago e Bassano del Grappa, terre, montagne che sono state prima linea di una guerra sanguinosa. Fermento che vede attive le associazioni d'arma, scrigno ognuna di storie e episodi da raccontare e celebrare, coinvolte anche le scuole. La cerimonia di chiusura delle celebrazioni potrebbe tenersi in Piazzale della Vittoria a Vicenza, luogo simbolo della provincia e punto d'osservazione privilegiato verso le montagne vicentine. Sport, basket femminile, l'Umana Reyer conquista gara 2 della finale scudetto contro Famila Schio. Martedì sera le ragazze del coach Ticchi avranno a disposizione il primo match ball per chiudere il discorso scudetto. Vediamo. Altro capolavoro dell'Umana Reyer femminile che sabato sera il Parasport Tagliarcio di Mestre ha concesso il bis e battuto anche in gara 2 della finale scudetto le Orange della Famila Ruber Schio. Vittoria netta con il punteggio di 72-52 in favore della Reyer e martedì sera con inizio alle 19:30 si torna in campo per gara 3, questa volta al Pararomare di Schio. Le ragazze di coach Ticchi avranno a disposizione il primo di 3 match ball per vincere il titolo tricolore. Grande protagonista di sabato, come tutta la squadra, è stata Elisa Penna. Bisogna vedere il lavoro di squadra che abbiamo fatto oggi perché è stata una partita ancora meglio della prima. Ripeto, come ho detto prima, l'intensità è la chiave per vincere le partite con Schio, perché Schio è veramente forte, però se riusciamo a metterle in difficoltà così, con questa aggressività, secondo me possiamo ottenere un ottimo risultato. Così i due coach a fine partita, prima di un'altra battaglia martedì a Schio. Ci siamo stati bravi all'inizio del secondo quarto a prendere quel break di vantaggio che ci ha dato un po' di tranquillità e ho detto alle ragazze se riusciamo a correre, fare 4-5 azioni in contropiedi in velocità che sono le nostre caratteristiche, poi dopo prendiamo quel margine che ci fa giocare tranquilli. Sono state bravissime nel terzo quarto a fare 4-5 azioni in velocità e ci ha permesso di prendere quel vantaggio che poi alla fine è stato un po' gestito. Noi abbiamo dovuto fare uscire le lunghe perché non abbiamo potuto far giocare Olby, Sandrine Zufali, dopo diventa un po' difficile per noi.
questo, però su qualche momenti abbiamo trovato una strada e dobbiamo cercare da dare il meglio. Ok, abbiamo perso una partita, non abbiamo perso la guerra. Questa sera torna Ring, 21:15, ospiti di Ferdinando Avarino, Roberto Papetti, direttore del Gazzettino, Mario Conte, sindaco di Treviso, Luigi Susin, Fratelli d'Italia, Elena Ostanel, Veneto che vogliamo, Iuri, imprenditore, e Eric Grimaldi, avvocato, cure domiciliari. Ed è tutto per questa edizione, le previsioni del tempo e poi l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Andiamo incontro a giornate movimentate dal punto di vista meteorologico. Arriva un'intensa perturbazione sul nostro territorio e le piogge purtroppo non molleranno la presa. Vediamo dunque insieme il dettaglio. Sul Veneto martedì 11 maggio avremo un tempo spiccatamente instabile, piogge un po' dappertutto, in particolare sulle zone montane e pedemontane sono attesi fenomeni temporaleschi anche intensi. Venti moderati dai quadranti orientali, temperature in lieve calo, minime tra 11 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la grafica ci mostra una situazione simile, rovesci dappertutto, a tratti saranno anche forti. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 20-22 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà lo stesso, maltempo con rovesci e temporali un po' dappertutto. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.